Allora, Bacchisio Bandino, tu hai messo la faccia da poco, ti do del tu posso, no? Mettili a te. Hai messo la faccia sul progetto Sardegna Possibile. In pochi punti, che cos'è anzitutto questo progetto? Ma io non è che lo conosca tanto, però mi piace la parola possibile. Dato che in Sardegna non abbiamo certezze, ci aggrappiamo alla possibilità. Avanti. L'aggettivo possibile non ci tranquillizza, ma ci dà una prospettiva e quindi accettiamolo. Ma da quello che ho capito, Sardegna Possibile sostiene la candidatura come governatore della Sardegna di Michela Murgia, è così? Michele Murgia è una delle tante possibilità, delle tante offerte, un impegno che lei ha preso e le fa onore ed è una carta che si può giocare. D'altronde vedremo poi quali sono le altre carte. A quel punto, davanti a una panoramica di tutte le offerte, vediamo quali sono quelle più attendibili. Ma chi sostiene questo progetto? Sono dei partiti, movimenti, chi ci sta dietro? No, non credo, io non sono addentro, non faccio parte direttamente, però so che non c'è nessuno dietro non c'è nessuno, è la proposta di una persona che scommette su questa sua la visione della Sardegna, ma chi c'è dietro è difficile dire, ma non credo che ci sia nessuno perché non è una Sardegna e non è un partito politico collaudato in cui dietro c'è sempre qualcuno. Perché ci deve essere dietro qualcuno? Non mi pare. Ma anche se c'è dietro qualcuno non è un male, voglio No, ma dire. voglio dire, non credo che ci sia dietro nessuno. Non è che non stiamo parlando di poteri occulti, voglio Eh dire, nel sì, ma senso che no, se c'è un movimento, se c'è della gente che sostiene questo progetto. la Ho gente... capito che ci sono magari gruppi che sostengono l'indipendentismo, è così o no? Ah sì, sì, beh certo, è dichiaratamente indipendentista, però voglio dire, quando si dice chi c'è dietro si pensa dei poteri, in questo caso non c'è nessun potere dietro, è una scommessa di buona volontà. È un ultimo treno questo per la Sardegna? Ma guarda, tutti i treni noi li abbiamo persi, per cui siamo stanchi di stare alla stazione attendendo, così dire, la locomotiva che ci porta non so dove. O ce li costruiamo noi, i treni o anche i carri a buoi, o altrimenti non usciamo. I tre punti che caratterizzano questo processo, ho visto che c'è una sottolineatura per le energie rinnovabili. Tu sei d'accordo? Ma Che insomma, potrebbe essere una leva per lo sviluppo economico della Sardegna? ma certo, il fatto è che la Sardegna produce energia già sufficiente per il suo consumo. Non ho capito questi investimenti in centrali o a carbone o a gasolio quando già abbiamo il sufficit della produzione per noi. E anche questo delle torri messe così dovunque, addirittura le vogliono mettere sulle sponde, sul mare addirittura. Non mi pare che siano dei giochi del capitalismo internazionale che vuole sfruttare persino le due risorse nostre, il vento e il sole. Beh, almeno sfruttiamocele noi. Comunque, finché noi non prendiamo coscienza che gli artefici dobbiamo essere noi stessi, io credo che non ci siano possibilità per la Sardegna. Noi sardi ci siamo sempre caratterizzati per divisioni, invidie, gelosie, poca unità. Questa volta, la tua sensazione perlomeno, tu hai partecipato credo a Nuoro alla presentazione ufficiale, pensi che appunto è l'occasione buona perché finalmente si esca dai campanilismi, dai settarismi, dai particolarismi? Purtroppo non credo perché in Sardegna va Kentu Concas e Ducent Alberritas, cioè non c'è unità neppure a livello degli indipendenti, dei movimenti indipendenzisti stessi, quindi siamo proprio nella frantumazione totale, voglio dire, non c'è una visione politica anche tra gli indipendentisti. Tu hai partecipato a Nuoro per quale motivo? Perché sono stato invitato, io non faccio parte di nessuna.
e non ho fatto mai parte di nessun movimento politico, di nessun partito e di nessun movimento politico. Sono stato invitato e volentieri ho parlato nell'occasione e così e sono contento di questa possibilità, ecco, ma niente più, non sono interno a nessuna Ma a tuo avviso, quali formazione. sono le priorità oggi in Sardegna? Ma è difficile dire perché ormai le nostre priorità sono tantissime e quindi si cade nel luogo comune, e cioè una nuova agricoltura. Sì, la parola è facile, ma poi che vuol dire? Ambiente, sì, ma in che misura l'ambiente diventa risorsa di investimento finanziario senza che lo si rovini? Sono interrogativi. Si parla di un turismo più nostro, ma che cosa vuol dire più nostro? Offerto agli altri, ma che abbia un'identità nostra, di alto livello. Sì, ma sono tutte parole. Industria, industria non inquinante, sì, ma siamo pieni di industrie inquinanti. Cioè è molto difficile fare un prontuario di progetti perché sono tanti e a parole sono tutti facili. In realtà è difficilissimo attuarli. E invece la sciagura della nostra isola, te hai parlato di turismo, ma il turismo è veramente una risorsa oppure eh, è quello, insomma, voglio dire, è una cosa che non ci sta bene così come ora, non so. Ma il turismo è una risorsa, ma può essere anche un castigo. Eh, È ambivalente. Il problema non è turismo sì, turismo no. Diciamo turismo sì, ovviamente, però poi è la qualità del turismo e soprattutto è chi è il soggetto che conduce il gioco, noi o capitali altri. E a che pro? Agli altri non interessa che la risorsa possa anche terminare dopo che loro ci guadagnano, ma per noi la risorsa ambiente rovinata dal turismo non è recuperabile dopo, cioè è un bene che non è rinnovabile. In questo senso per noi è importante una dosatura giusta di turismo come costruzione e edificazione, ma anche di turismo come proprio come tipologia, come forma di socializzazione, cioè non si è data un'impronta identitaria sarda di alto livello, per cui il turismo possiamo condurlo noi. I romagnoli lo conducono loro il turismo, lo conducono loro a livello economico, finanziario, culturale, nella tipologia del divertimento, sono loro i soggetti, noi no. il turismo non è che ha portato, voglio dire, anche degli aspetti negativi per quanto riguarda le nostre tradizioni, usi e costumi. Mi riferisco, non so, alle tradizioni ormai consolidate che però si prestano a un consumismo e a un divertimento talmente bulimico che forse stiamo perdendo anche un po' delle nostre radici, della nostra identità, spettacolarizzando tutto. Certamente questo è un rischio perché nella dimensione dello spettacolo noi dobbiamo mostrare, quindi fare, se almeno si facesse un teatro serio, perché il teatro può essere una carta, la manifestazione folcloristica come teatro. Ci sono tre livelli secondo me, uno è tradizioni popolari vissute e quelle sono vissute in loco, per cui il Mamutone, Samamuyala è vissuta come tradizione popolare. Nel momento in cui si mostra, e quindi per il turista, allora diventa una recita in qualche modo, diventa teatro. Allora la scommessa è come fare un buon teatro. E il rischio invece è di fare del folclorismo consumistico, e cioè di atteggiamenti esteriori, pittoreschi. Ed è un errore perché il turista è smaliziato ormai e non ci casca più nella dimensione del pittoresco, vuole cose autentiche. E cose sono autentiche quando sono vissute. Quindi il rischio è sempre questo, di non sapere interpretare a livello di linguaggi le proprie tradizioni anche quando si offrono al turista, dove c'è coscienza dell'offrire e della qualità dell'offerta. E invece c'è quelle specie di abbassamento di tono, di spettacolarizzazione, ma c'è uno spettacolo mediocre, e quello è la morte stessa
Sì, su un'ultima domanda, forse abbiamo messo anche troppa carne al fuoco, ma la questione della lingua, dessa limba, anche qui abbiamo le idee chiare oppure siamo alla confusione? Ma io credo che siamo alla confusione soprattutto a livello degli intellettuali, di queste concezioni della lingua come lingua incapace, come lingua non capace di parlare la modernità, di parlare la globalizzazione, quando si sa che ogni lingua, qualunque lingua, di qualunque parte del mondo, ha le risorse per parlare della globalizzazione. Il problema è la consapevolezza di parlarla, di usarla, di crederci, ma senza campanilismi, senza credere cioè che la lingua sia la salvezza estrema. No, no, è una lingua parlata dalla gente, è bene che la gente la parli e che si diffonda, che non sia vietata, che abbia le stesse chance di parola come ce l'ha l'italiano, l'inglese. Voglio dire che io sono bilingue, trilingue, trovo che è una ricchezza e il sardo mi aiuta molto a parlare meglio l'italiano, anche viceversa. Cioè molte lingue, sabiduria, dice il sardo. E invece questo no, si fanno le classifiche, questa è meglio, questa è peggio, questa è antiquata, questa è rozza. E allora siamo fuori, siamo nel folklore dell'Europa. Tu hai detto che per raggiungere l'indipendenza non è un qualche cosa che riguarda il domani, ma saranno tempi lunghissimi. Ma è difficile creare traiettorie temporali, si tratta di vedere se una coscienza dei sardi si diffonde e allora non è una questione di tempo, è una questione di riuscita, di voto, di elettorato, di votazione. E se invece si attende questo che il tempo arrivi, che i tempi maturino, io credo che i tempi non maturano mai. È noi che dobbiamo maturare, non i tempi. È noi che circoscriviamo il tempo in una riuscita perché lo vogliamo. Se invece noi attendiamo che i tempi siano maturi, la perderemo la lingua assolutamente, perderemo anche tutto l'altro della tradizione sarda perché i tempi travolgono se tu non li domini, non dico dominare, non si può dominare il tempo, ma se tu non li orienti operativamente, il tempo travolge tutto. Queste prossime elezioni, a tuo avviso, possono darci un segnale di una Sardegna diversa e possibile, appunto? Non credo, vedendo la realtà così come si sta prospettando, io credo che non ci dà una prospettiva interessante di una nuova Sardegna.